Guadagna Libera, ben trovati all'appuntamento quotidiano con Onda Libera. Oggi dedicheremo gran parte del tempo naturalmente alla questione delle pensioni, del bonus Poletti, l'hanno chiamato così, in luogo invece del risarcimento prescritto dalla sentenza della Corte Costituzionale per chi si era visto congelata la pensione, secondo la Corte, indebitamente, ingiustamente. Pensioni con mini risarcimenti, dunque, l'argomento principale. Delle pensioni si occupa però anche l'agenzia ANSA sulla scorta delle dichiarazioni dell'ex tagliatore della spesa Carlo Cottarelli, che è tornato al Fondo Monetario Internazionale. La spesa per pensioni in Italia è pari al 16,5% del prodotto interno lordo, la più alta tra i paesi avanzati, ha detto Cottarelli, precisando che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale occorrerebbe un provvedimento ben disegnato per evitare problemi legali futuri, cioè i già annunciati ricorsi. Bisognerebbe poi soprattutto commensurare le pensioni ai contributi. Cottarelli ha ricordato tra l'altro che in un paese come il Giappone la spesa pensionistica pesa per l'11,12% del PIL contro il 16,5% dell'Italia. In Italia nella spesa pensionistica rientrano alcune voci che in altri paesi sono catalogate come spesa per assistenza. Queste voci contano per 2 punti percentuali del prodotto interno lordo. Se si tolgono queste, resta comunque un peso molto elevato che toglie spazio ad altre spese. In Italia, ha detto ancora Cottarelli, la spesa pensionistica è più elevata sia per la struttura della popolazione che è più anziana e poi anche perché in passato le pensioni erano più elevate dei contributi effettivamente pagati. Quanto alle misure prese dal governo dopo la decisione della Corte Costituzionale, Cottarelli ha detto che il loro impatto sarà limitato. Il governo ha infatti confermato gli obiettivi di deficit precedenti alla decisione della Corte Costituzionale sulle pensioni. Dopodiché il responsabile del Fondo Monetario si è detto comunque certo che quella del governo sia stata la cosa giusta da fare. Rimane il fatto che l'Italia ha un debito pubblico molto elevato e a parte le regole europee da rispettare, se i tassi salissero sarebbe un problema, c'era poco spazio per spendere di più, ha detto ancora Cottarelli, citato come notizia d'evidenza in prima pagina sull'ANSA. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'ANSA, calcio scommesse, partite combinate in Lega Pro e Serie D, 50 fermi, l'ombra di una cosca dell''ndrangheta dietro gli incontri truccati, oltre 70 indagati, coinvolte più di 30 squadre. Inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, partita da intercettazioni del presunto boss Iannazzo. Tra gli arrestati il direttore sportivo dell'Aquila sarebbe uno degli uomini chiave. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA di stamani, revocato lo sciopero di medici e pediatri dopo un lungo incontro al Ministero della Salute ieri in tarda serata. È stato revocato lo sciopero nazionale proclamato per la giornata di oggi dalla Federazione Medici di Medicina Generale e dai pediatri di libera scelta. Sindacati medici e rappresentanti del governo hanno sottoscritto un accordo a tutela della figura del medico di famiglia e a garanzia del rinnovo della convenzione di categoria col Servizio Sanitario Nazionale. Il mancato rinnovo della convenzione era la ragione alla base della proclamazione dello sciopero che è stato revocato, lo sciopero di medici e di pediatri che era invece previsto per oggi. Ma apriamo allora il capitolo delle pensioni. Facciamo innanzitutto, prima cercando di dare uno sguardo tecnico, fra virgolette, e poi passare alle valutazioni. Intanto, a proposito di pensioni, Cottarelli ha ricordato che la spesa per pensioni è al top, bisogna legarla ai contributi. Ha ricordato molto opportunamente, lo abbiamo citato apposta stamani in rassegna stampa Roberto Giardina su Italia Oggi, che intanto bisognerebbe anche considerare che per esempio in un paese non certo secondario o incivile o poco attento ai conti pubblici come la Germania, i pensionati pagano in tasse 1/3 o 1/4, non in meno, ma 1/3 o 1/4 rispetto a quello che pagano i pensionati italiani di tasse. Perché il pensionato ha pagato una vita di tasse per avere la pensione, quando non è una pensione regalata ovviamente e nei casi in cui lo sia, ma se uno ha lavorato 40 e passa anni e ha una pensione, ci paga poi sopra da pensionato in Germania 1/4 o 1/3, cioè il 75% o il 65% in meno di quello che ci paga sopra il pensionato italiano. Questa sarebbe una riforma interessante da copiare, da importare. Mentre per quanto riguarda il governo, ieri con decreto legge è intervenuto sul tema delle pensioni non rivalutate, come era stato deciso dalla legge Monti-Fornero, dal cosiddetto decreto Salva Italia del 2011. La trovata l'hanno chiamata bonus, come se fosse un regalo,
questo dal punto di vista oggettivo, poi ognuno la pensa come vuole, però da un punto di vista oggettivo chiamarlo bonus è un po' esagerato, per usare un eufemismo, perché non è un bonus, è la restituzione di quello che, secondo la Corte Costituzionale, è stato mal tolto, cioè rubato, sottratto indebitamente ai pensionati. Questa è una questione terminologica, ma ha il suo significato. Bonus, perché tra un po' si vota e quindi te lo fanno apparire come un regalo, un bonus, legato addirittura al ministro Poletti, che oggi è intervistato da Repubblica, e poi vediamo che dice il ministro Poletti su questo suo regalo, che viene invece definito da Italia Oggi un mini risarcimento, diremmo più correttamente, un mini risarcimento per il blocco della rivalutazione delle pensioni, limitatamente però al biennio 2012-2013. Quel blocco fu dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e fin qua ci siamo. Per fare però degli esempi concreti, chi ha una pensione di 1.700 euro lordi naturalmente, riceverà 750 euro, avrebbe dovuto riceverne 4.300, quindi lo chiamiamo bonus o lo chiamiamo molto meno di quello che era legittimo avere in tasca sulla base della sentenza della Corte? Poi ripeto, ognuno potrà dire quello che vuole giudicando, però è un fatto, la Corte Costituzionale si è sempre detto non è che dà dei pareri, quando pronuncia una sentenza dice che quella legge è giusta o sbagliata, e se dice che è sbagliata quella legge, quella parte di legge non esiste più. Quello ha ricordato giustamente Marco Travaglio oggi nel suo editoriale. Non è che stiamo a discutere. Se quella legge è stata cassata non c'è più, se quella parte di legge è stata cassata è come se non ci fosse più, quindi non c'è da aggiustare, da accomodare, da chiamare bonus o da presentare come un regalo ciò che per legge non esiste più, cioè non esiste più il maltolto e quindi quello che ti devono dare te lo devono dare, non è un regalo. Chi ha una pensione dunque da 1.700 euro lordi, invece dei 4.300 euro persi dal 2012 al 2015 riceverà una tantum, da qui bonus. Forse in questo senso è un bonus una volta tanto, cioè una volta sola, una tantum, una sola volta, 750 euro. Quindi pensione di 1.700 euro lordi, 750 euro invece di 4.300. Chi ha una pensione di 2.200 euro, sempre lordi, riceverà 450 euro a fronte dei circa 5.000 persi. Tra l'altro 1.700 euro lordi di pensione, 2.200 euro lordi di pensione sono in questa condizione generalmente le persone che hanno lavorato una quarantina d'anni e passa mediamente, cioè non sono pensioni assistenziali queste che hanno importi di gran lunga inferiori, sono pensioni determinate da una carriera lavorativa e contributiva alle spalle. Mediamente, comunque in ogni caso resta l'entità della cifra che non viene ridata, cioè per chi ha una pensione da 1.700 lordi ci perde 4.300 meno 750, cioè doveva avere 4.300, avrà 750. Chi ha una pensione da 2.200 euro lordi riceverà 450 euro, a fronte invece di circa 5.000 a cui avrebbe avuto diritto. A stabilirlo dunque il Consiglio dei Ministri in un decreto legge che fissa peraltro al 1 di agosto l'erogazione di questo mini risarcimento e al 1 settembre il riconoscimento di una parziale rivalutazione e soltanto alle pensioni fino a 6 volte il minimo, cioè sopra i 3.000 euro lordi, sotto i 3.000 euro lordi. Il decreto legge contiene peraltro altre novità. Il pagamento di tutte le pensioni il giorno 1 a partire da giugno, lo stop alla rivalutazione negativa dei montanti contributivi, che è un'altra questione, ovvero il fatto che il montante contributivo in base al quale viene pagata la pensione viene commisurato al prodotto interno lordo. Siccome il prodotto interno lordo è sempre stato negativo, si correva il rischio che il calcolo della pensione fosse a partire da un montante, cioè da una cifra complessiva che si era ridotta per via del fatto che il montante contributivo era legato al PIL. Il PIL ha sempre avuto segno meno negli ultimi anni e quindi veniva meno, diventava negativo anche il calcolo sul totale contributivo dal quale calcolare la pensione. Di questo però parliamo tra poco. Lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ammortizzatori in deroga, tolti però dal Jobs Act, che rimane privo di risorse, e 70 milioni di euro per i contratti di solidarietà. Il Premier poi ha anche annunciato una riforma della legge sulle pensioni, la legge Fornero, per introdurre la flessibilità nell'uscita dal sistema lavorativo, quindi la flessibilità di pensionamento nella prossima legge di stabilità, la prossima finanziaria di fine anno.
Partiamo dai mini risarcimenti che il governo invece chiama bonus, cioè dei regali, cioè t'ho rubato 5.000 euro, te ne do indietro, visto che mi hanno beccato con le mani nel sacco 450 e lo chiamo regalo. Vengo rapinato di 5.000, me ne danno 4,50, lo devo chiamare regalo, bonus. Bonus Poletti, il ministro del lavoro, capo delle cooperative rosse, da cui prende il nome il bonus. La soluzione del governo alla sentenza 70-2015 della Corte Costituzionale prevede per il passato un risarcimento che al 1° prossimo interesserà 3.700.000 pensionati. Per il futuro è prevista una parziale rivalutazione graduata in funzione decrescente per fasce di importi delle pensioni fino a 6 volte il minimo, con decorrenza 1 settembre 2015. Gli arretrati, cioè il risarcimento, il regalo, il bonus, il mini risarcimento, saranno pagati in un'unica soluzione, cioè una volta sola, per un ammontare medio di 500 euro a pensionato. L'importo sarà maggiore per le pensioni comprese tra 3 e 4 volte il minimo, inferiore per le pensioni comprese tra 4 e 6 volte il minimo, inferiore a 500 euro. Sono 3 gli esempi che ha fatto il Premier in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Chi percepisce una pensione di 1.700 euro lordi avrà diritto a un risarcimento di 750 euro. Chi prende 2.200 euro lordi ne avrà 4,50. Chi percepisce 2.700 euro lordi avrà 278 euro. Restano esclusi 650.000 pensionati, cioè quelli che percepiscono assegni oltre i 3.200 euro lordi. Il governo, ha poi aggiunto Renzi, ha definito una nuova procedura di rivalutazione delle pensioni che si applicherà dal 2016, ricorrendo agli stessi esempi. Chi ha una pensione di 1.700 euro lordi avrà 180 euro di rivalutazione all'anno, cioè 15 euro al mese. Chi ha una pensione di 2.200 euro lordi avrà 99 euro all'anno, cioè 8 euro al mese. Chi ha una pensione di 2.700 euro avrà 60 euro all'anno, cioè 5 euro al mese. Questa la chiamano rivalutazione. Per quanto riguarda invece la riforma delle pensioni entro fine anno, il Premier ha annunciato anche una riforma appunto contenuta nella prossima legge di stabilità, la prossima finanziaria del settore pensioni, con l'obiettivo di introdurre la flessibilità in uscita, cioè, ha detto Renzi, di dare un po' di spazio in più a quelli che vogliono andare in pensione prima. Il prezzo dell'uscita anticipata starà nella rinuncia a una parte dell'assegno di pensione. Renzi ha fatto l'esempio di una donna nonna. Se a 62 anni preferisce stare col nipotino rinunciando a 20-30 euro, cifre un po' buttate là, magari risparmiando di babysitter, bisognerà trovare la modalità per cui, con attenzione però ai denari, ha detto Renzi, si possa permettere a questa nonna di andarsi a godere il nipotino, cioè quanto ti tagliano di pensione si vedrà se va in pensione prima rispetto tra l'altro ai tagli già esistenti oggi. Dopodiché dopo Renzi la conferenza stampa è proseguita con l'intervento del ministro del lavoro, Poletti, che ha illustrato il decreto legge come strutturato in 5 parti. La prima, ha detto Poletti, contiene l'ennesimo stanziamento a favore degli ammortizzatori in deroga, 1 miliardo di euro per il 2015. Lo stanziamento consentirà di emettere subito il provvedimento di ripartizione tra i territori delle risorse con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione da erogare per l'anno in corso. Il ministro poi si è riferito al ritardo con cui è stata effettuata la scorsa settimana la ripartizione di 478 milioni di euro di risorse di ammortizzatori sociali per l'anno scorso. La seconda parte, ha detto ancora il ministro Poletti, dispone lo stanziamento di 70 milioni di euro a favore dei contratti di solidarietà di tipo B, cioè quelli sottoscritti dalle imprese escluse dalla cassa integrazione, imprese alberghiere e termali pubbliche e private, aziende artigiane, imprese commerciali fino a 50 dipendenti, eccetera. Da giugno le pensioni saranno pagate il giorno 1. È la terza parte del decreto legge, ha detto ancora il ministro Poletti, che dispone il pagamento delle pensioni, tutte le pensioni, al giorno 1 del mese, a partire dal prossimo mese di giugno. Già la legge di stabilità per il 2015 aveva anticipato al giorno 10 il pagamento delle pensioni dell'ex INPDAP, dipendenti pubblici.
Poi c'è lo stop alla rivalutazione negativa, la questione del montante contributivo. La quarta parte del provvedimento interessa i lavoratori ai quali la pensione viene calcolata col sistema contributivo. Il sistema contributivo prevede che la pensione sia calcolata sulla base dei contributi versati durante la vita lavorativa. Questa base di calcolo si chiama montante contributivo, cioè il totale dei versamenti, ed è soggetta a rivalutazione annuale a un tasso pari alla variazione quinquennale del prodotto interno lordo. Il 27 ottobre scorso l'Istat ha comunicato che il tasso di rivalutazione dei montanti contributivi per il 2013, che è quello da utilizzare per chi chiede di andare in pensione quest'anno, è risultato per la prima volta dal 96 di segno negativo, inferiore a 1. 1 è la cifra che garantisce l'invariabilità del montante, cioè il totale dei contributi versati sarebbe stato diminuito sulla base del fatto che questo montante viene rivalutato in collegamento con l'andamento del prodotto interno lordo. Siccome il prodotto interno lordo non è cresciuto ma è diminuito, anche il totale dei versamenti contributivi di chi vuole andare in pensione quest'anno sarebbe stato ridotto. Come dire che a fronte di 1.000 euro di contributi la pensione è calcolata su 998 euro, il montante svalutato perché il PIL, il prodotto interno lordo, è stato negativo. L'INPS ha congelato la svalutazione sostenendo che la legge non prevede l'applicazione di un tasso negativo. Quindi si è evitato questo rischio, che quello che uno ha versato fosse stato svalutato. Vediamo come la mette il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore che ospita peraltro in prima pagina, a proposito di punti di vista tecnici, un commento diremmo largamente positivo sull'iniziativa del governo, cioè il governo sostanzialmente ha fatto bene, anche se, dice il quotidiano di Confindustria, con questo decreto che viene incontro alla sentenza della Corte è da prevedere che non avrà vita facile il governo, ci saranno ricorsi alle porte, ma lo vediamo tra poco. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omeletta a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon TGI a metano a 18.550 euro o 219 euro al mese. TAN 2,99, TAG 4,79. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica e su seatitalia.it. Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch è in omaggio. Anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Posso? Solo una domanda. Aspetta che spengo. Che vuoi? Perché secondo lei Unisalute ha il livello più alto di soddisfazione clienti nel settore salute? Saranno più bravi. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute e del gruppo Unipol. Ganzo, quando c'è Unisalute c'è tutto. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Quotidiano di Confindustria, dicevamo, con Salvatore Padula, un editoriale sulla questione del decreto del governo per venire incontro alla sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, abbastanza positivo, sebbene punteggiato di tutta una serie di interrogativi e di zone oscure. Molti ricorsi è presumibile che saranno presentati dai pensionati esclusi dai rimborsi e non è chiarissimo come verrà fatta la rivalutazione, cioè il recupero della vecchia inflazione a partire dai prossimi mesi, pare dal settembre 2015. Le critiche dei sindacati sono condivisibili, comprensibili anzi, perché erano stati i primi a dire al governo Monti nel 2011 che si rischiava l'incostituzionalità su questa norma che bloccava la rivalutazione delle pensioni. Meno comprensibili invece i giudizi negativi che adesso giungono da esponenti di forze politiche che nel 2011 avevano votato la norma ora bocciata dalla Corte Costituzionale, come per esempio Forza Italia e tanti altri. Ma al di là di questo vediamo come cerca di metterla tecnicamente il Sole 24 Ore nell'articolo di Gianni Trovati. Un rimborso per le pensioni più basse, fra quelle coinvolte dal blocco Monti
appena bocciato dalla Corte Costituzionale, un rimborso quasi integrale per quelle più basse, insomma fino a un certo punto integrale o quasi integrale, perché per la verità anche le pensioni più vicine alla soglia di 3 volte il minimo, che erano quelle coinvolte da 3 volte il minimo in su nel blocco, non è che riabbiano indietro granché rispetto al totale. Abbiamo fatto i conti prima, una pensione da 1.700 euro lordi, che è appena sopra la soglia, poco sopra la soglia di 3 volte il minimo, una pensione da 1.700 euro lordi riceverà 750 euro invece di 4.300, insomma, non è che ti danno tutto, anzi, insomma non è proprio così, e che però decresce la restituzione in maniera molto rapida man mano che la pensione sale di importo, in base a una progressione che poi azzera l'arretrato quando la pensione lorda mensile arriva a 3.200 euro al mese. Da questa soglia in su nessuna restituzione, nessun regalo Poletti. Il meccanismo pensato dal governo ha provato in sostanza a modulare gli obblighi di rimborso contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale per coniugarli con i principi di progressività e con le esigenze del bilancio pubblico. I primi producono l'alleggerimento del rimborso che accompagna la crescita del reddito da pensione, i secondi, le esigenze di bilancio pubblico, spiegano questo ritmo veloce della discesa, la discesa della restituzione, del quattrino restituito. Per capire gli effetti dei provvedimenti decisi dal Consiglio dei Ministri e in attesa che veda la luce il testo definitivo del decreto da mandare al Parlamento affinché lo approvi, bisogna prendere in esame le 3 fasce di pensione richiamate ieri dallo stesso Premier in conferenza stampa e mettere a confronto la una tantum assicurata dal governo con gli arretrati che invece il pensionato riceverebbe applicando in modo integrale le norme sopravvissute al giudizio della Corte Costituzionale. Con una pensione da 1.700 euro lordi, che significa in sostanza poco più di 1.300 euro netti, beati i tedeschi che invece ci pagano di tasse molto molto meno di quello che ci pagano i pensionati italiani, quindi ai pensionati tedeschi rimane in tasca molto di più di quello che rimane in tasca ai pensionati italiani, chiusa parentesi. Con una pensione dunque da 1.700 euro lordi, che significa poco più di 1.300 netti, con qualche oscillazione che dipende anche dalle addizionali regionali e comunali locali, l'assegno del governo in programma per il 1° di agosto vale 750 euro, in quanto arretrati gli importi dovrebbero essere soggetti a tassazione separata in base all'aliquota media degli ultimi anni, ma le cifre indicate dal governo dovrebbero essere al netto della tassazione, dovrebbero essere al netto, perché ti ridò indietro 7,50 invece di 4.003, ma come te lo tasso quel 7,50? Perché mica te lo do tutto, tu non sei mica un tedesco pensionato italiano. Ti do indietro una parte, dovrebbe essere al netto, non è detto, si vedrà. Il confronto va effettuato con il beneficio netto che lo stesso pensionato avrebbe ottenuto se avesse avuto invece la rivalutazione piena, pagandoci ovviamente le tasse in base alla propria aliquota marginale, dal momento che l'indicizzazione alimenta la fetta più alta del reddito. In base alle vecchie regole, un pensionato con 1.700 euro lordi al mese avrebbe dovuto ottenere 1.051 euro netti, 1.480 lordi calcolando anche le addizionali. Quindi l'indennizzo approvato ieri dal governo sarebbe del 71%, limitatamente ai 2 anni, 2012-2013, perché se consideriamo anche il periodo fino al 2015, il pensionato in questione ci perde 4.300 euro. Se l'assegno è invece da 2.200 euro lordi in su, i 450 euro di bonus previsti dal nuovo provvedimento rappresentano appena il 35,2% dei 1.278 euro che sarebbero stati dati al pensionato con la rivalutazione integrale, sempre per il solo biennio 2012-2013, perché considerando fino al 2015 sarebbero più di 5.000 euro che il pensionato doveva avere invece dei 450 che avrà. Per pensioni da 2.700 euro lordi, il rapporto fra la restituzione decisa da Renzi e quella piena si ferma al 25%, cioè al pensionato viene ridato solo il 25% di quello
che avrebbe dovuto percepire in relazione ai soli 2 anni 2012-2013. Il dato diminuisce ulteriormente al crescere della pensione fino ad azzerarsi a quota 3.200 euro lordi di pensione, che equivalgono a 2.200 euro netti di pensione. È il caso di ricordare, puntualizza poi ancora il Sole 24 Ore, che il decreto Salva Italia del governo Monti aveva bloccato ogni aggiornamento per le pensioni superiori a 1.443 euro lordi, 3 volte il minimo, per cui una piramide come quella appena descritta dovrebbe prevedere un indennizzo più vicino all'integrale, al 100%, per le fasce più basse coinvolte nel meccanismo, cioè quelle che superano di molto poco i 1.443 euro e che peraltro avrebbero avuto diritto a rimborsi inferiori, a rimborsi abbastanza bassi. In questo modo il governo prova a raggiungere un triplice obiettivo. Primo, allargare il più possibile la platea dei pensionati che riceveranno un qualcosa, 3.700.000 su 4.300.000, secondo i calcoli del ministro dell'economia. Secondo, ridurre l'impatto sul bilancio pubblico, 2 miliardi di spesa prevista contro i 18 miliardi che avrebbe provocato il rimborso pieno ai pensionati. Terzo, ribattere alle critiche con un meccanismo che dà di più a chi ha di meno di pensione. Lo stesso principio torna per le rivalutazioni del futuro. Da settembre una quota della vecchia inflazione influirà sull'assegno, assicurando circa 14 euro al mese alle pensioni da 1.700 euro lordi, cifre più leggere a quelle un po' più alte, cioè 15 euro al mese a scendere fino a 5 euro al mese di rivalutazione futura. Questo cercando di capire il dettaglio tecnico che poi sarà definitivamente scolpito nel testo che verrà presentato in Parlamento, perché ancora non lo è. E adesso vediamo invece i giudizi un pochino più valutativi, le valutazioni, cercando di uscire dal dato meramente tecnico per quello che se ne può capire fino ad ora. Abbiamo capito che questo regalo Poletti è splendido, è un bonus, una tantum, è finita lì, per cui se tu dovevi incassare 5.000, è il caso della fascia mediana dei 3 esempi fatti dal Premier, 1.700 euro lordi di pensione, dovevi incassare 5.000, ti devi accontentare di 4,50. Per la fascia invece più bassa fra quelle che ha esemplificato il Presidente del Consiglio, la fascia da 1.700 euro lordi al mese, dovevi incassare 4.350 euro circa, ne incasserai forse 750. Un furto chiamato bonus, così lo chiama Marco Palombi sul Fatto Quotidiano. Vediamo tra poco i giudizi, cominciamo con le valutazioni.
Comunque, il ministro dell'economia Padoan ieri metteva le mani avanti dicendo che nessuno perde niente, il problema è che chi ci guadagna e quanto, che è una frase abbastanza singolare, perché nessuno perde niente. Allora, se io ho una pensione da 1.750 euro lordi e sono poco più di 1.300 o circa 1.300 euro netti al mese, avrei dovuto avere indietro 3.000 euro per il biennio 2012-2013. Me ne daranno 7,50. Significa che ci ho perso il 75%, perché mi ridanno il 25%. Come si fa a dire che nessuno perde niente? Naturalmente va peggio se io avevo una pensione, ho una pensione da 2.250 euro lordi. Avrei dovuto incassare 5.000, mi danno 4,50 e una tantum, cioè ho perso il 91%, ho indietro soltanto il 9%. Lasciamo perdere quegli schifosi che hanno 2.800 euro lordi di pensione al mese, dovevano avere 6.000, avranno 278, cioè hanno perso il 95% circa, avranno il 5%. Lo chiamiamo equità, diciamo che nessuno perde niente, come dice il ministro dell'economia. Forse per fare il ministro dell'economia bisogna avere ben chiaro cosa significano i numeri, no? Se io perdo comunque da un minimo di 1% alla stragrande maggioranza che perdono dal 75 al 95%, allora in questo caso come si fa a dire che nessuno, perché nessuno significa che non una persona perde qualcosa, nessuno perde niente, dice il ministro dell'economia. Il problema è che chi ci guadagna e quanto. Il problema semmai è l'inverso, perché qui a guadagnarci non è proprio nessuno, perché stiamo parlando semplicemente del contrario, cioè di chi ci perde di meno e su percentuali di perdita elevatissime, perché nella fascia centrale ci perdi il 90% circa, che è la fascia dove si addensano poi naturalmente la più gran parte delle pensioni. Quindi tu ci perdi mediamente il 90%. Diciamo quindi che non ci perde nessuno e che bisogna capire, anzi, dice Padoan, bisogna capire chi ci guadagna e quanto. Qua non ci guadagna nessuno, bisogna capire quanto ci perde di meno qualcuno. Ci perde però sempre. Partendo dal fatto che ci perdi comunque, bisogna capire chi ci perde di meno, e sono pochissimi. Piercarlo Padoan si riferiva proprio al decreto del governo per venire incontro alla sentenza della Corte Costituzionale, bla bla bla, il famoso blocco delle pensioni. In sostanza, scrive oggi Marco Palombi sul Fatto Quotidiano, ai pensionati vanno le briciole oppure niente di quel che hanno perso. Il 1° agosto riceveranno un versamento una tantum. Sembra un'elemosina, è stato ribattezzato bonus Poletti dal nome del ministro del lavoro. La comunicazione è importante, però il racconto dei fatti dice altro. Ad alcuni milioni di cittadini italiani sono stati sottratti illegittimamente dei soldi e ora si decide di ridargliene una parte e si chiede loro anche di essere felici, anzi diremmo di più, di considerare questa restituzione di parte del mal tolto un regalo, un bonus. Nessuno perde niente, ha detto Padoan, il problema è chi ci guadagna e quanto, che è il capovolgimento oggettivo della realtà. Una forma di ravvedimento operoso, commenta giustamente Marco Palombi, che farebbe la felicità dei ladri e dei rapinatori se potessero usufruirne. I numeri, prima di scappar via, li ha dati Matteo Renzi. Il cosiddetto bonus Poletti riguarda 3.700.000 pensionati su quasi 4.500.000 interessati dalla sentenza della Corte Costituzionale. Costerà in tutto 2.100.000.000 per sanare il periodo 2012-2013. Gli interventi sull'anno prossimo, cioè la maggior spesa dovuta all'aumento degli assegni da rivalutare, saranno demandati alla prossima legge di stabilità. I numeri ufficiali ancora non sono stati considerati, ma secondo quello che ha detto Renzi, quindi verba volant, rispettare la sentenza alla lettera sarebbe costato 18 miliardi che, ha detto il Premier, avremmo dovuto togliere ad altri, dagli asili alle infrastrutture. Fa sempre bello, diciamo, dire abbiamo evitato di sacrificare gli asili. Cosa volevate fare? Nutrire i grassi pensionati e togliere i soldi agli asili o alle infrastrutture, alle strade?
Padoan invece si è limitato a dire che il deficit sarebbe schizzato al 3,6%, restituendo tutto il dovuto ai pensionati. Insomma, il costo si aggirava su un punto di prodotto interno lordo, circa 16 miliardi. In realtà il pregresso dovrebbe valere 10-12 miliardi. Anche in questo caso, comunque, lo stanziamento del governo al massimo è il 20% di quanto sottratto ai pensionati in passato, ancor meno se si tiene conto dei mancati introiti futuri. Il governo, per rispettare la progressività chiesta dalla Corte Costituzionale, ha deciso di individuare diverse fasce di reddito pensionistico e all'interno di queste fasce dare i rimborsi. Per esempio, per chi ha assegni da 1.700 euro lordi, come dicevamo, che sono 1.300-1.400 al massimo netti, avrà 750 euro una tantum e un aumento di 180 euro all'anno, tutto lordo. E qui la questione non è chiara per niente, perché secondo il Sole 24 Ore dovrebbe essere netto quello che ti ridanno, ma non è detto che sia netto, può anche essere lordo, cioè non ti arriva in tasca 7,50, ti arriva ancora meno. Secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, spettavano però a questi pensionati da 1.700 euro lordi 3.000 euro di arretrati e un aumento di reddito annuale di 1.230 euro invece dei 180 all'anno promessi dal governo. Seconda fascia, chi prende circa 2.200 euro, 1.700 circa netti, avrà 450 euro ad agosto ed un aumento di 99 euro all'anno. Avrebbe dovuto avere 5.000 euro per il pregresso e una pensione più alta ogni anno di 1.500 euro, perché qua il binario si muove appunto su un duplice livello, quello che ti dovevo dare indietro dal passato e quello che ti devo dare per il futuro. Allora, chi ha 1.700 euro lordi si dovrà accontentare di 750 euro una tantum invece di 3.000 e per il futuro di una rivalutazione di 180 euro all'anno invece di 1.230 euro all'anno. C'è una bella differenza fra 180 euro all'anno di rivalutazione futura e 1.230. Per chi invece ha una pensione da 2.200 euro lordi, 450 euro ad agosto invece di 5.000 e 99 euro all'anno di rivalutazione invece di 1.500 euro all'anno. I pensionati da 2.700 euro lordi, circa 2.000 netti al mese, potranno invece darsi ai bagordi con il bonus Poletti da 278 euro e un aumento da 60 euro all'anno per il futuro, il che significa che per loro sono stati cancellati i 6.000 euro che dovevano avere indietro per il passato e una pensione da aumentare di 1.800 euro erotti all'anno per il futuro. Cioè, invece di 1.800 euro per il futuro di aumento pensionistico dovuto, ti darò 60 euro. C'è una bella differenza. Bisogna capire, come ha detto Padoan, chi ci guadagna e chi ci perde. Ma il calcolo qua è facilissimo. Ci perdono tutti, non c'è alcun dubbio. Niente bonus per chi invece ha pensioni sopra i 3.200 euro lordi. La pensione media dei ricchi, perché tali sono, i pensionati a 3.200 euro lordi, vale circa 5.000 euro lordi al mese e ha avuto perdite per poco meno di 10.000 euro per il passato, 3.000 sul reddito annuo. Il decreto del governo sulle pensioni sarà oggetto di una nuova ondata di ricorsi, non senza ragione, scrive Marco Palombi. Afferma Riccardo Troiano, il legale che ha rappresentato Federmanager e Manager Italia davanti alla Corte Costituzionale. Si poteva fare molto di più e molto meglio, così il decreto depotenzia la sentenza della Corte Costituzionale. Se questa norma dovesse arrivare alla Corte Costituzionale ci arriverà malconcia, prevede l'avvocato Troiano. Potenzialmente avrebbero potuto ricevere tutti il rimborso. Invece non lo ricevono tutti, non lo ricevono per intero eppure tardi. Anche se l'avvocato avesse ragione, il treno della Corte Costituzionale è lento e mal che vada il governo ha guadagnato comunque un paio d'anni prima che arrivi presumibilmente la prossima sentenza della Corte Costituzionale su questi rimborsi. Sempre che le critiche e le velate minacce arrivate alla Corte Costituzionale in questi giorni non sortiscano effetti riducendo la Corte a più miti consigli. Una prova si avrà per le prossime sentenze di peso che riguardano il blocco degli stipendi degli statali, il contributo sulle pensioni d'oro
e quanto incassa di aggio Equitalia. D'altronde, se il governo accetta il modello contabile e le rigidità della Commissione europea, e lo ha fatto, conculcare i diritti costituzionali in nome del solo articolo 81 sul pareggio di bilancio è l'unica via che rimane al governo. Renzi ieri ha annunciato anche altre novità sul tema previdenza. Intanto la pensione arriverà il primo del mese e poi, bontà sua, il governo ha deciso di non decurtare gli assegni, nonostante la diminuzione del prodotto interno lordo lo autorizzerebbe a farlo, ma nessuno finora ne aveva avuto il coraggio. E infine il Premier ha fatto sapere che in autunno riformerà la legge Fornero. Se una donna a 62 anni preferisce andare in pensione prima e stare col nipotino rinunciando a 30-50 euro, qualcuno dice 20-30, vabbè, insomma si vedrà. Abbiamo capito che non è importante qui essere precisi quando si tratta di andare incontro al cittadino o contribuente, bisogna essere precisi solo nel portargli via. Bisognerà trovare le modalità per cui, sempre con attenzione ai denari, questo si possa fare, cioè lasciare la nonna andare in pensione prima e stare col nipotino. Il problema è che senza soldi presi dalla fiscalità generale, la penalizzazione col contributivo è assai più onerosa di 50 euro al mese. Renzi l'ha fatta facile, come al solito ha detto, ma questa povera donna di 62 anni che vuole stare col nipotino, bisogna consentirgli di farlo, perdendo magari 20-30 euro al mese. E no, perché già oggi non funziona così. Se tu vai in pensione prima, perdi molto di più. Ma i numeri non sono importanti. Sono importanti i quattrini che escano dalle tasche o che non vi rientrino, neanche nel caso in cui dovrebbero rientrarvi per legge. 1 milione di ricorsi prevedono gli esclusi da questa manovra, da questo decreto, mentre la Lega propone il ricorso alla Corte europea di Strasburgo. I dirigenti d'azienda sono tra i più arrabbiati. Con il Consiglio dei Ministri già iniziato, racconta oggi Mario Sensini sul Corriere della Sera, con il Consiglio dei Ministri già iniziato e la notizia del rimborso delle pensioni limitato a 500 euro sulle prime pagine dei giornali, i dirigenti d'azienda hanno lanciato l'ultimo appello al Premier. Se il decreto è questo, 1 milione di pensionati viene abbandonato. Non avremo altra strada che continuare la lotta, dice il presidente della CIDA Silvestre Bartolini, rincarando la dose e confermando i propositi bellicosi quando poi arriva la conferma da Palazzo Chigi. La perequazione non è un privilegio, ma un diritto dei pensionati italiani. Daremo battaglia, dice Bartolini, con 1 milione di ricorsi. La soluzione trovata dal governo per uscire dal pasticcio sulle pensioni ha scontentato quasi tutti, scrive ancora il Corriere della Sera di stamattina. Non soltanto i titolari delle pensioni più elevate, anche a chi ha un assegno più modesto, l'idea di chiuderla lì con 500 euro circa una tantum piace molto poco e così minacciano una nuova sfida nelle aule dei tribunali non solo manager, medici, bancari e tutte le associazioni che tutelano i pensionati più ricchi, tra virgolette, ma anche quelle dei consumatori, nonché CGIL, CISL e UIL e naturalmente i partiti di opposizione come Lega Nord, Fratelli d'Italia, ma anche Forza Italia. La Lega di Matteo Salvini minaccia il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. In ogni caso, la battaglia legale per il mancato pieno adeguamento delle pensioni dovrà ripartire da zero. Il ministro dell'Economia, Padoan, ieri ha detto che i ricorsi dovranno tenere conto che il quadro è cambiato. Non appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la pronuncia della Corte Costituzionale sul decreto Monti non avrà più efficacia, dice Riccardo Troiano, il legale che per conto di Federmanager ha vinto davanti alla Corte Costituzionale, questo che sembra il primo tempo della partita. Nonostante tutto, i pensionati sono intenzionati ad andare avanti. La Federazione dei dirigenti d'azienda, la CIDA appunto, non si arrende, ma neanche Federmanager. Questa è una toppa destinata a non reggere, ci sarà una pioggia di ricorsi, aspettiamo il decreto e poi ci muoviamo, dice il presidente di Federmanager Giorgio Ambrogioni. Noi, esclusi da questo provvedimento, siamo il 3% dei contribuenti, ma versiamo il 30% dell'IRPEF e questo il governo lo dimentica. Per il 2016 sembra che non ci sia adeguamento per le pensioni più alte. Una scelta temeraria, dice il presidente di Federmanager.
Prima della pubblicità, una mail all'indirizzo giulio.cainarca@radiopadania.net. Mi scrive Pietro: più che preoccuparmi di una massa di persone che per il 70% prende pensioni più alte di quanto gli spetterebbe se fossero calcolate col sistema contributivo, mi preoccuperei dei futuri pensionati che con i loro contributi pagano le pensioni dei super fortunati del sistema retributivo e quando toccherà a loro e a me prenderanno un bel cetriolone dopo 44 anni di contributi. Ed è una mail significativa, perché se il futuro è peggio di quello che è stato il passato, questo non implica il fatto che a un certo punto, se tu hai lavorato una vita con determinate regole, non è che a un certo momento, e anche in presenza di una sentenza della Corte Costituzionale, si può dire facciamo quello che vogliamo, perché sennò il principio può essere applicato non solo come in questo caso alle pensioni, ma in generale. E allora lasciamo perdere di parlare di Stato, di certezza della legge, del diritto, eccetera. E poi sulle pensioni, vero, il metodo contributivo è stato introdotto dal 95 in avanti, in parte per quelli che già erano al lavoro fino a una certa età contributiva da quell'anno, in parte totalmente per quelli dopo, però il punto è, nel momento in cui uno ha lavorato 40 anni e passa, già col vecchio metodo, e va in pensione, quanti contributi effettivamente ha versato? Tanti. Allora a quel punto ridategli i contributi in mano. Se il metodo retributivo non va più bene, anche col metodo retributivo chi ha lavorato 40 anni e oltre ha versato una montagna di contributi. In alcune regioni questo è assolutamente vero e anzi sono in attivo, in altre regioni questo è assolutamente falso e c'è un debito pensionistico. Che non si consideri questo anche per il passato è sbagliato, ma questo non vuol dire che bisogna fare la guerra tra poveri o comunque tra gente che tende a impoverirsi. Che poi quelli del futuro siano più poveri dei pensionati andati in passato non vuol dire che di quelli del passato posso fare, come si suol dire con una brutta espressione, carne di porco, o no? Leggi qui, Golf con Tech Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch è in omaggio. Anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Signor Catalan, ecco il suo nuovo climatizzatore. Che classe? Grazie, così mi imbarazza. No, intendevo la classe energetica. Ah, più. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Puoi risparmiare fino al 25% sui tuoi consumi di energia rispetto a un climatizzatore di classe A. E in più, fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Ceniamo fuori stasera. Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omeletta a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon TGI a metano a 18.550 euro o 219 euro al mese. TAN 2,99, TAG 4,79. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica e su seatitalia.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Le malattie parodontali colpiscono circa il 60% della popolazione. I disturbi gengivali rappresentano una delle patologie infiammatorie croniche più diffuse. È ora di affrontare il problema. Oggi la piorrea si può curare in modo definitivo grazie alla tecnologia laser. Non è un trattamento chirurgico e presenta moltissimi vantaggi. Gli ambulatori Pentadent sono all'avanguardia per i trattamenti della malattia parodontale. Chiama e prenota la tua visita specialistica 800 700 860 o vai sul sito pentadent.it. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve!
salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, veniamo all'intervista su Repubblica al ministro del lavoro Poletti, che dà il nome a questo bonus, come l'ha chiamato il governo, questo regalone. Non ti ho derubato, ti faccio un regalo, dice il governo. Ti dovevo 3.000, ti do 750, è un regalo. Ti dovevo 5.000, ti do 450, è un regalo. E per il futuro continuo a farti dei regali, perché per il futuro io ti darò 180 euro all'anno in più di rivalutazione, perché naturalmente, essendo illegale la non rivalutazione delle pensioni, per il futuro le pensioni vanno rivalutate. Se si usava il criterio standard, diciamo, la piena rivalutazione normale, come deve essere, la pensione di oggi da 1.700 euro lordi doveva essere rivalutata da qui in avanti, cioè per il futuro, di 1.230 euro all'anno. Te ne darò 180. Non è un regalo? Invece di prendere 1.230 euro all'anno di rivalutazione della pensione, te ne do 180. È un regalo o no? Per quanto riguarda le pensioni da 2.200 euro lordi, se naturalmente dovevamo adeguare la pensione alla rivalutazione normale, al pensionato con 2.200 euro lordi, cioè 1.700 circa netti, da qui in avanti gli avrei dovuto dare 1.500 euro all'anno di rivalutazione della pensione. Gliene darò 99. Non è un regalo? Ti dovevo 1.500, te ne do 99. Non parliamo del pregresso, perché il pensionato in questione doveva avere 5.000 per il passato, avrà 450. Insomma, questo è il concetto di bonus Poletti, il quale ministro Poletti parla a Repubblica di staffetta generazionale. In che senso? Che l'obiettivo del governo con la prossima mini riforma delle pensioni, quella anticipata da Renzi, per la famosa nonna di 62 anni che va a curare il nipotino perdendoci qualcosa, è quello di rendere più flessibile l'età di pensionamento per consentire ai giovani di entrare nel mercato del lavoro. Finché non c'è lavoro sarà ben difficile entrare nel mercato del lavoro e sarà difficile, credo, presumo, pensare che siccome magari qualcuno se ne va in pensione con la pensione tagliata un pochino prima, qualcuno entra nel mondo del lavoro. Ma diamolo pure, secondo questo è un topo su un luogo comune straordinariamente longevo, no? Quello di bastonare i vecchi per fare in modo che i giovani entrino al posto loro, il che diciamo non succede se l'economia non funziona, se non c'è un sistema complessivo che tira. Detto questo, non possiamo mica parlare di riduzione dell'impegno, o meglio dei soldi che dovevano essere ridati indietro ai pensionati. No, non è uno sconto quello che ha fatto il governo, da 2 miliardi che dà rispetto ai 18 che avrebbe dovuto dare. Non abbiamo fatto uno sconto, dice il ministro Poletti. Del resto, se uno è capace di taroccare i numeri, di dire il contrario anche davanti ai numeri, cosa volete che sia dire il contrario con le parole? Se sei in grado di chiamare un furto un bonus, è ovvio che tu puoi dire poi tutto quello che vuoi, perché se sei in grado di definire regalo o bonus quello che è sostanzialmente un furto, a quel punto è logico che tu possa chiamare le cose come ti pare a te. Non è vero che ci siamo fatti uno sconto, cioè dovevamo 18 miliardi, ne diamo 2, non è vero che abbiamo fatto uno sconto naturalmente a nessuno perché sono soldi della collettività. Ci siamo assunti la responsabilità di decidere e di non fare giochetti. Non abbiamo trattato i cittadini come se non fossero in grado di comprendere, dice il ministro Poletti a Repubblica stamattina. Abbiamo detto con chiarezza quello che si poteva fare nel contesto dato. Lo abbiamo fatto nel rispetto della sentenza della Corte e nelle compatibilità economiche possibili. Certo, non potevamo far saltare i conti. D'altra parte, nella nostra Costituzione c'è anche il pareggio di bilancio, non ci sono solo i vincoli europei. Tra i 2 miliardi e passa che costerà l'operazione rimborso parziale e i 18 miliardi stimati per il rimborso integrale,
C'è una bella differenza, dice Poletti, ma ai 2 miliardi e 180 milioni che costerà il pagamento degli arretrati vanno aggiunti 450-500 milioni che dal 2016 ci costerà ogni anno l'indicizzazione delle pensioni che finora era bloccata. Finora era bloccata, non può più esserlo perché la Corte Costituzionale l'ha sbloccata. Però il problema è quello che dicevamo prima. Il ministro Poletti dice: ma sì, ma cosa volete? Ma non è uno sconto. Intanto ti dovevo 18 e ti do 2, non è un furto, e non è neanche uno sconto. È il rispetto della sentenza. Punto secondo, a questo dobbiamo anche aggiungere, dice Poletti, i soldi che daremo in più per la rivalutazione delle pensioni a partire dal 2016. E qui ricadiamo nel discorso di cui sopra. Un pensionato con 1.700 euro lordi gli verrà dato 180 euro all'anno di rivalutazione pensionistica. Avrebbe avuto diritto a 1.230. Coloro che invece avrebbero diritto a 1.500 euro all'anno di rivalutazione pensionistica ne avranno 99 euro all'anno. Questo è il secondo tempo del regalo Poletti, del bonus Poletti. Adotteremo lo schema già introdotto dal governo Letta per la rivalutazione delle pensioni in futuro. Se avessimo adottato il sistema in vigore prima della Fornero, avremmo dato più soldi alle persone con le pensioni più alte e meno a quelle con le pensioni più basse. E qui scatta la trappola nella quale secondo me cade anche l'ascoltatore che ho citato prima nella mail, cioè quella di dire mettiamo quelli che hanno qualcosina in più di pensione contro, o meglio, quelli che hanno qualcosina in meno contro quelli che hanno qualcosina in più. Facciamo apparire come ricchi quelli che guadagnano, per esempio, 1.700 euro netti di pensione, li facciamo apparire dei ricchi. Alle spalle di costoro, poi bisogna fare le opportune differenze, ripeto, fra regioni e regioni, perché anche quello ci dice l'esame dei numeri, cosa che non si fa mai. Ma alle spalle di costoro in generale c'è una bella caterva di decine di anni di lavoro per arrivare a quei livelli lì. Una regione come il Piemonte, la Lombardia o il Veneto, ma anche l'Emilia Romagna, per arrivare a quei livelli di pensione devi aver lavorato i tuoi begli anni, alle regole date all'epoca, per cui non si vede perché adesso tu debba soltanto rinunciare, debba considerare addirittura un regalo o un bonus quello che invece era il dovuto. Mentre invece, è chiaro, per chi la pensione l'ha arraffata in maniera rapinosa e truffaldina, insomma, anche se ti congelano qualcosa, non è che ti metti a stracciarti le vesti. Se l'hai avuta in maniera rapinosa e truffaldina è tutto regalato, per cui è un altro discorso. Come cambierà dunque l'indicizzazione, cioè la rivalutazione delle pensioni in futuro? Adotteremo lo schema del governo Letta, che significa mettere appunto quelli che hanno una pensione da 1.200 contro quelli che hanno 1.700. Che se la sono guadagnata. 1.700 sono ricchi, 1.200 sono quelli invece. Quindi noi siamo più bravi perché diamo di più a chi ha di meno, cioè in realtà rubiamo un po' di meno a quelli che hanno di meno per rubare molto di più a quelli che hanno un po' di più. Noi abbiamo ribaltato il modello: chi prende di meno avrà una rivalutazione maggiore, chi prende di più il contrario, è il concetto che dicevamo. Equità, la chiama il ministro Poletti a pagina 3 di Repubblica. Equità significa allora rubare un po' meno a quelli che hanno un po' meno, rubare molto di più a quelli che hanno un po' di più. Questa è l'equità. I pensionati riceveranno però molto meno, dice l'intervistatore di Repubblica Roberto Mania, di quanto avrebbero preso se fosse stato reintrodotto l'adeguamento previsto prima del governo Monti, che poi in realtà, questo dice la Corte, siccome la legge è stata fatta dal governo Monti e fino a quel momento valevano le regole di prima del governo Monti, siccome quella legge lì è stata giudicata incostituzionale, è come se non ci fosse, quindi tu devi tornare alle condizioni di prima del governo Monti. Se fai qualcosa di diverso come ha fatto il governo, fai qualcosa appunto di diverso e come tale ti sottoponi al giudizio, intanto dell'opinione pubblica e dei pensionati in primis, e poi eventualmente anche della Corte un'altra volta, anche se la Corte ha già ricevuto il messaggio, c'è da dirlo. State tranquilli, giudici della Corte Costituzionale, non rompete le scatole perché non dovete sconfinare nel campo della politica. Se l'avesse detto il governo Berlusconi Lega, eccetera, sarebbe stato un inaccettabile sconfinamento della politica nell'autonomia dei giudici della Corte Costituzionale. Adesso invece si può dire esattamente il contrario, che i giudici non devono rompere le scatole a chi governa, perché altrimenti esondano dalle loro competenze. Non è un giudizio quello della Corte
costituzionale da rispettare, eccetera, eccetera, come era prima. Adesso invece se ti rompono qualche ovetto nel paniere, sconfinano, esondano, invadono le competenze del governo e del Parlamento. Se dicevi sta roba qua 10 anni fa, eri da mettere in galera. Vorrei far notare, dice ancora il ministro Poletti, che questa situazione noi ce la siamo trovata, non l'abbiamo prodotta, il che è un ragionamento abbastanza curioso, perché a un certo punto con questo ragionamento uno potrebbe tornare a Cavour e andare ancora indietro agli stati preunitari, cioè l'Italia noi ce la siamo trovata, non è che l'abbiamo prodotta noi, no? Noi partiamo dal decreto Salva Italia che bloccò le indicizzazioni, è da lì che si deve partire. La stessa Corte Costituzionale spiega che spetta al governo decidere come intervenire e noi abbiamo deciso in questo contesto, in una logica di equità anche generazionale, cercando di non sacrificare sulle giovani, di non scaricare sulle giovani generazioni un costo eccessivo. Ci sarà un effetto sulle regionali? Il PD perderà voti per questa decisione? Chiede ancora Repubblica. Risponde il ministro Poletti, il capo delle cooperative rosse. Io penso che i cittadini italiani siano in grado di capire bene come sono andate le cose. Se avessimo rinviato la decisione saremmo stati valutati come la vecchia politica che tira a campare per non pagare dazio. Questo governo si qualifica invece per l'onestà e la lealtà nei confronti dei cittadini. Non ricorriamo ai giochini, dice ancora il ministro Poletti. Abbiamo deciso in tempi rapidi, anche se nessuno ci chiedeva di farlo in una settimana. Noi abbiamo fiducia nei cittadini italiani, dice a Repubblica il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Bene, ma non è finita con la storia delle pensioni, perché c'è un altro capitolo che si aprirà inevitabilmente. Tra pochi giorni, il 16 giugno, c'è già un assaggio, la prima rata, l'acconto dell'IMU e della Tasi. Ma le novità nel settore casa sono da presumere in arrivo oltre l'IMU e la Tasi, perché
e se ne è occupato la scorsa settimana meritoriamente su Italia Oggi Tino Oldani, perché una delle raccomandazioni in particolare che sono arrivate dalla Commissione europea al governo italiano riguarda proprio il fisco sulla casa, le tasse sulla casa. E peraltro anche il capitolo pensioni di cui abbiamo appena parlato è stato giustificato, la decisione del governo, il decreto di ieri, con la necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici e soprattutto di dare risposte alla famosa Europa, all'Unione Europea, che dice: ma come, adesso si apre la falla, voi come rispondete? Quindi il tutto per tenere i conti pubblici sotto controllo in chiave Unione Europea. E se qualcuno pensa ancora che la tassa sulla casa in Italia sia troppo elevata o sia cresciuta troppo dal governo Monti in avanti, costui deve prepararsi comunque al peggio, perché le tasse sulla casa sono destinate ad aumentare ancora. Non è una previsione del mago, dell'astrologo, è la previsione contenuta nelle raccomandazioni della Commissione europea al governo Renzi, che sono in realtà dei veri e propri diktat, come ha giustamente scritto Tino Oldani la scorsa settimana su Italia Oggi. Sono la prova più eloquente, queste raccomandazioni diktat, del fatto che l'Italia è un paese ormai commissariato dagli euroburocrati di Bruxelles. Basta leggere il testo delle raccomandazioni per rendersene conto. Le raccomandazioni sono per un totale di 104 pagine. Nelle prime 84 pagine si parla dello stato dell'arte in Italia, per così dire, elencando settore per settore i ritardi rispetto agli standard europei e poi facendo seguire a questo elenco, con una certa perentorietà, i suggerimenti, cioè appunto le raccomandazioni al governo italiano sui provvedimenti da prendere. Le raccomandazioni vere e proprie non sono 6, come è stato anticipato dai quotidiani la scorsa settimana, ma 8. Vanno da pagina 85 a pagina 90 del rapporto inviato dalla Commissione europea al governo italiano e sono seguite da altre 2 paginette in cui sono riassunti i ritardi accumulati dall'Italia rispetto agli obiettivi del piano Europa 2020. Si può dire che il volume di raccomandazioni che Bruxelles ha mandato all'Italia contiene in realtà un vero e proprio programma di governo, come la famosa lettera della BCE dell'agosto 2011 che portò alla caduta del governo Berlusconi. Un programma dettagliato, quello contenuto nelle raccomandazioni mandate dalla Commissione europea all'Italia pochi giorni fa. Un programma documentato, un programma incisivo, molto più incisivo delle stesse slide di Palazzo Chigi, postate sul sito passodopopasso.it, il famoso programma di Renzi dei 1000 giorni di governo, ve lo ricordate? Sarà dunque in base a questo documento che viene dalla Commissione dell'Unione Europea che nei prossimi mesi sarà valutata la capacità del governo Renzi in sostanza di obbedire all'Europa, di rispettarne le raccomandazioni. La raccomandazione numero 2 sul fisco, per esempio, dice testualmente che bisogna trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio. In pratica, questo significa aumentare l'IVA sui consumi, aumentare le tasse sulla casa e le tasse di tipo ambientale, sopprimendo in questo caso le sovvenzioni dannose per l'ambiente, dice ancora la Commissione europea. Più avanti il rapporto contiene un altro ordine secco al governo Renzi: attuare la legge delega di riforma del fisco, in particolare approvando i decreti che riformano il catasto per garantire l'efficacia della tassazione sugli immobili. Quindi si comincia dicendo che bisogna trasferire il carico fiscale ulteriormente sugli immobili e si prosegue dicendo che bisogna riordinare il catasto per garantire maggiore efficacia della tassazione sugli immobili. 2 questioni che non sono nuove sul panorama italiano e prima o poi si faranno: la revisione del catasto e l'aumento delle tasse sulla casa. Oltre a spremere la casa come un limone, scrive Tino Oldani nel suo articolo della scorsa settimana sulle raccomandazioni della Commissione europea all'Italia, il governo italiano dovrà migliorare, recita il rapporto, il recupero dei debiti fiscali, modernizzare l'amministrazione tributaria, perseverare nella lotta all'evasione e adottare misure aggiuntive per contrastare il sommerso e il lavoro irregolare. Il tutto a beneficio della riduzione del carico fiscale sul lavoro.
strada su cui l'Unione Europea incita Renzi a perseverare dopo l'introduzione del bonus da 80 euro per i redditi più bassi, l'esclusione della componente lavoro dal calcolo IRAP nel gennaio 2015 e l'esenzione dei contributi sociali per 3 anni sui nuovi contratti di lavoro del settore privato. 3 interventi promossi da Bruxelles, anche se non a pieni voti, ma con una formula più riduttiva. Si parla di qualche progresso, dice la Commissione. Per giustificare il maggior carico fiscale sulla casa e sui consumi, cioè più tasse sugli immobili e aumento dell'IVA, la Commissione europea scrive che l'onere fiscale sul lavoro e sul capitale in Italia è molto elevato rispetto agli Stati membri e ostacola la allocazione efficiente dei fattori di produzione. L'aliquota fiscale sul lavoro è stata del 42,8% nel 2012, il livello più elevato nell'Unione Europea, al di sopra della media del 36,1% in Europa. Il cuneo fiscale nel 2013 era fra i più elevati dell'Unione Europea e prossimo al livello del 2012, 47,8% contro una media europea del 43,6%. L'aliquota sul reddito delle società ammontava al 25,9%, la terza più elevata nell'Unione Europea. L'aliquota sul capitale è salita dal 32 al 37% fra 2011 e 2012. L'aliquota sui consumi invece era inferiore alla media europea, cioè in sostanza dice la Commissione Europea: aumentate l'IVA e tassate le case. Il capitolo sul fisco è peraltro molto ampio. Le 282 agevolazioni fiscali, comprese le detrazioni e deduzioni per le spese mediche, la scuola, tutto quello che siamo abituati a detrarre o dedurre, le 282 agevolazioni fiscali determinano una perdita di gettito di 161 miliardi nel 2015, il 10% del PIL, scrive la Commissione Europea. L'adempimento degli obblighi tributari di tipo burocratico comporta un dispendio di tempo notevole. Purtroppo l'attuazione della legge delega in materia tributaria procede a rilento. Segue un elenco dettagliato delle misure da prendere, col commento finale: la revisione della spesa fiscale e della tassazione ambientale potrebbe contribuire a evitare che debba entrare in vigore l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria. Insomma, peggio di così, concludeva nel suo commento Tino Oldani, c'è soltanto la Troika, perché le indicazioni sono molto chiare: aumentare le tasse sulla casa, aumentare l'IVA e, se non si vuole aumentare l'IVA, tagliare le agevolazioni fiscali, cioè le detrazioni per la sanità, le spese mediche, la scuola, tutto ciò che è oggi un diritto del cittadino contribuente, che vale 161 miliardi in tutto. Detrazioni peraltro molto inferiori a quelle operate in altri paesi. Il problema poi forse è che ogni volta che guardiamo, come per esempio il livello di tassazione sui pensionati in Germania, il livello delle detrazioni in Germania, là si può detrarre molto di più, allora uno si domanda: ma perché quelli là stanno meglio di noi? Perché noi siamo l'Italia e dobbiamo mantenere anche un'Italia fatta di mangioni, di ladri, di fannulloni, di spreca risorse. Vedi il caso della Sicilia, che è inqualificabile nel mondo civile occidentale, non solo in Europa. Ogni anno sono 13 miliardi di euro mediamente che la Sicilia si mangia, oltre ad avere l'autonomia celeberrima, visto che doveva diventare il 51esimo Stato degli Stati Uniti, no? E quindi andava data l'autonomia. Benissimo, questa autonomia è stata costosissima e forse per quello che, dovendo mantenere una baracca così sgangherata, dove c'è una regione come la Lombardia che regala 60-70 miliardi di euro ogni anno in più rispetto a quello che riceve e altri che ne prendono una quindicina in più rispetto a quello che danno, dovendo mantenere tutta sta baracca è logico che non bastano mai. Gli altri paesi hanno detrazioni migliori delle nostre, cioè consentono al contribuente di detrarre per una serie di servizi molto superiori ai nostri, hanno un'imposizione fiscale minore, non tassano i pensionati o li tassano poco. Uno non capisce, dice: ma tutte queste risorse che in Italia continuano, perché siamo il paese peggiore dal punto di vista, quello che paga di più, dove il cittadino mediamente paga di più, dove vanno? Vanno a mantenere una casa che è tutta storta, che ingoia un sacco di soldi e che non è stata cambiata assolutamente. Voglia, il federalismo è un concetto vecchio. Applicare il federalismo realmente diventa impossibile, perché altrimenti
crolla la baracca, come abbiamo sempre detto, a 20 anni ormai a questa parte. In ogni caso sono arrivate le 12, pensionati di tutto il mondo unitevi e buon pomeriggio a tutti.